10ª edizione del Presepe di Montaperto, un appuntamento ormai è diventato una data fissa per il turismo anche del periodo, una manifestazione sicuramente di grande interesse che oggi è il primo giorno di apertura e stiamo vedendo già tanti studenti che hanno voluto venire a visitare il Presepe. Sì, siamo arrivati alla 10ª edizione del Presepe di Agrigento a Montaperto e questa è l'8ª edizione del Presepe dei bambini. Devo dire anche quest'anno siamo stati molto contenti e siamo stati premiati dalla presenza di tantissimi bambini. Stamattina al primo giorno ci sono lungo il percorso 1100 bambini che vengono da tutta la provincia, ma anche dalla provincia di Caltanissetta e dalla provincia di Enna. Purtroppo alcune scuole sono rimaste fuori perché hanno provato a prenotare in ritardo e ci siamo dati appuntamento per il prossimo anno. Siamo dispiaciuti per questo, però siamo molto contenti perché evidentemente è un tipo di organizzazione, è un tipo di manifestazione che è molto richiesta ed è anche molto importante. Riscoprire anche questo tipo di cultura e iniziare l'atmosfera natalizia a Montaperto in questo modo, devo dire, ci ripaga da un impegno che è un impegno almeno di 3 mesi. Noi dobbiamo innanzitutto ringraziare i lavoratori, tantissimi ragazzi di Montaperto e non solo, devo dire, che sono venuti a darci una mano alla realizzazione di questa manifestazione, ma anche dobbiamo ringraziare coloro i quali ci stanno vicino da tutti questi anni, innanzitutto il Comune, innanzitutto il Sindaco Firetto che ha voluto anche quest'anno che la manifestazione si realizzasse. Quest'anno devo dire c'è anche una collaborazione in più che è l'ente parco, dove voi potrete notare nei serali che inizieranno dal 26 come al solito con l'inaugurazione, anzi ricordiamo le date, sono il 26, giorno 30, giorno 1, giorno 5 e giorno 6, dove questa collaborazione si determinerà con il parco nel Presepe, dove ci sarà un cortile dove noi promuoveremo il parco anche con i prodotti del parco, cioè l'olio, il vino ed il miele. E poi il 7 di gennaio ci sarà il Presepe nel parco, dove al centro della valle, nel parco della Valle dei Templi, a Casa Barbadoro, noi andremo a fare uno spaccato del Presepe vivente di Agrigento a Montaperto con la ricotta e i personaggi. Credo che sia un buon connubio, anche perché nel tempo il Presepe di Montaperto anche dal punto di vista turistico ha funzionato, come sapete, perché la gente che viene di fuori e viene a vedere il Presepe serale di giorno prima va a vedere Agrigento, il centro storico e il parco e poi ci viene a trovare. Lei ha ritenuto di accompagnare i suoi alunni, cosa c'è di bello? Perché? Che cosa c'è di bello? C'è tanto di bello, c'è il ritrovo delle radici che purtroppo pian piano abbiamo dimenticato e che non è giusto che sia così, dobbiamo andare anche alla ricerca dell'essenziale, di quell'essenziale che ci permette di crescere sani. Mi è piaciuto molto il Presepe, Poi mi è piaciuto anche vedere le vecchie case, sì, una volta. come si viveva una volta. Hai fatto il confronto Hai fatto di oggi. Mi è piaciuta molto questa gita che abbiamo fatto oggi. Hai assaggiato la ricotta? No, ancora no. Porchetta, provolina, mozzarellina e prosciutto per i bambini. Buongiorno, com'è andata? Abbastanza bene, siamo felici di essere quest'anno pure qui e di partecipare a questo Presepe. Tradizione, no? Sì, assolutamente sì. Saremo qui ogni anno, se tutto va bene. È bello ed è divertente pure. Cosa ti è piaciuto? Sì, Cos'è che ti è piaciuto? di più quel tipo di pagliaccio. Fa ridere e ha fatto dei giochi. È molto bello, mi ha fatto divertire molto la pecora perché faceva Asino. pure, era bellissimo.
Molto interessante innanzitutto perché i bambini hanno scoperto come si abitava un tempo, quali erano quindi le abitazioni delle persone povere e anche i mestieri di un tempo, è stato molto interessante. È stata molto bella, è stata una bella gita interessante. Questa ricotta è originale perché è fatto con quaglia antico come una volta, poi è tutto sincero, non c'è additivi e niente, in più è tutto ricotta di pecora, proprio tutto si fa alla vista come una volta a tempi fa. Quindi ogni mattina voi preparate la ricotta per i ragazzi che vengono a visitare il presepe? Certo, o alla sera ora, di mattina sono per i bambini, alla sera poi si fa nel giorno 26 per i grandi che vuole venire a visitare.